Michele Grossato, sindaco di Rosolina, Rosolina Mare, è cominciata la stagione, finalmente il bel tempo sta arrivando, però c'è una criticità, ci sono tanti residui che probabilmente arrivano dai fiumi che si sono riversati sulle spiagge, però ci diceva che state cominciando la raccolta di tutti i rami, anche tutti gli alberi che sono sulle varie spiagge. Sì, vabbè, è sotto gli occhi di tutti la piena del fiume Adige, una piena tra l'altro anomala perché è durata quasi di 2 mesi di allerta che quotidianamente ha portato tantissimo materiale spiaggiato e di conseguenza prima di fare un intervento risolutivo abbiamo aspettato che anche adesso comunque sta arrivando giù materiale, però non più come le scorse settimane. E da stamattina abbiamo azionato un intervento strong per pulire tutte le spiagge libere. Poi non sappiamo se sia una coincidenza, una magia dei strani giri d'acqua che i tronchi vadano solo nelle spiagge libere comunali o che qualche tronco abbia le gambe, però lascio la fantasia agli altri, insomma, concretamente ecco, noi dobbiamo pulirle per renderle migliormente fruibili, lasciando stare poi le polemiche, perché esistono purtroppo tanti leoni da tastiera che scrivono tante idiozie. Io per abitudine non rispondo mai sui social e cerco sempre di rispondere con i fatti. Se ci sono dei motivi perché le spiagge sono lasciate così, è ovvio che finché il fiume Adige non ha finito di portare giù legna non potevamo neanche raccoglierla perché sennò si rischiava di fare 5-6 volte lo stesso intervento. Adesso teoricamente siamo pronti per affrontare questo luglio, agosto e settembre, visto che giugno purtroppo non è andato nel migliore dei modi, con le spiagge anche libere, pulite, non solo quelle attrezzate. Ecco, ricordiamo che la stagione è cominciata in ritardo, però c'è tutto sold out, nel senso che non si trovano appartamenti e gli alberghi sono pieni, quindi Rosolina si conferma un'importante sede delle vacanze in Veneto. Sì, fortunatamente i numeri sono positivi, le prenotazioni pure e di conseguenza si sta consolidando anche un zoccolo forte, una clientela che di anno in anno ritorna, una clientela tra l'altro di turismo di vicinato. Abbiamo una bella presenza di cecoslovacchi e di polacchi e quest'anno anche tante auto che arrivano dal Belgio. Insomma, siamo orientati sempre di più a chi ama la nostra terra, la nostra pineta, la natura, perché chi sceglie Rosolina Mare, lo sappiamo benissimo, ha un occhio di riguardo sull'ambiente, sulla vacanza, soprattutto al turismo all'aria aperta e noi insomma siamo in grado di offrire questi servizi. Rosolina Mare è una delle poche spiagge dove ci sono tante spiagge libere, tra l'altro anche abbastanza ben coperte, nel senso che so che avete una convenzione con i bagni che la tengono pulita ed effettivamente è un valore aggiunto importante che non tutte le spiagge le hanno. E con le Bolkestein questo rimarrà così oppure c'è un progetto di ridurre le spiagge libere? Ma il piano dell'arenile in questo momento non si può toccare, perciò lo status sono 7 i moduli liberi, rimarranno così. Poi abbiamo tutta la parte di Porto Caleri, che è sempre una spiaggia libera, naturalistica, però ha un'altra fisionomia, anche perché lì siamo all'interno del parco del Delta del Po e perciò non si può censire proprio spiaggia libera. E una volta che il governo forse farà i decreti attuativi, e saremo pronti per pubblicare i bandi di gara affinché insomma di dare una stabilità anche ai gestori che vorranno partecipare alle gare o chi ci saranno dei nuovi operatori, io non ho la sfera magica. E poi successivamente potremo fare delle valutazioni anche sulle attuali spiagge libere. Non è necessario insomma che siano completamente come adesso, alcune potrebbero anche essere trasformate pur mantenendo lo status di spiaggia libera, però magari dando una conformazione per lo sport, per il turismo, per l'associazionismo. Però ecco, sono progetti un po' più a lungo termine. La realtà è che il piano dell'arenile è questo, pur essendo adattato, ma in questo momento non possiamo neanche toccarlo, perciò si andrà a gara, si faranno le aggiudicazioni su questo piano di arenile, un minuto dopo
in concerto con i nuovi o vecchi che siano concessionari, andremo poi a mettere mano e fare un prodotto più snello e elaborando magari qualche innovazione di più da offrire ai nostri turisti che praticano le spiagge di Rosolina. Grazie Sindaco, speriamo naturalmente che il brutto tempo sia finito e sia finalmente cominciata la stagione. Grazie, lo auspichiamo veramente tutti perché su 100 giornate mi sa che 25 purtroppo sono andate, non so se i nostri operatori commerciali le recupereranno, però dai, faremo nel migliore dei modi perché da quel che resta da adesso fino a fine estate, insomma, siano tutte belle serate calde, fresche, di divertimento per grandi e piccini.